La crisi delle vocazioni nella Chiesa colpisce anche il Veneto. A Padova il 30 marzo scorso la diocesi aveva annunciato nel giornale diocesano la chiusura dello storico seminario maggiore con il trasferimento dei futuri sacerdoti in una parte della sede OPSA a Rubano. Sul futuro dell'edificio del seminario maggiore, fondato nel 1670 da San Gregorio Barbarigo, è intervenuto nelle scorse ore il vescovo di Padova. Stiamo ripensando come poter adattare una parte del grande complesso perché possa essere funzionale e economicamente anche usufruibile da un numero limitato di ragazzi. E il resto dell'ambiente siamo alla ricerca di come poterlo usufruire. In un passato recente c'era anche stata un'interlocuzione con l'ESU, l'ente regionale per il diritto allo studio, ma il progetto era stato respinto proprio dal vescovo perché la richiesta era avvenuta in modo troppo affrettato, ha detto Monsignor Cipolla, e metà della diocesi non era d'accordo. Ma le porte per un'eventuale nuova proposta restano aperte, prosegue il vescovo. Noi siamo disponibili certamente a concorrere. Il fatto è che la struttura del seminario è una struttura economicamente non vantaggiosa perché ha stanze piccole e non è possibile, per rispetto della struttura architettonica, storica, non è possibile intervenire per rendere invece anche economicamente possibile un ambiente così. Se qualcuno avesse questa possibilità noi saremmo molto contenti. Resta comunque il dato chiaro del calo costante delle vocazioni. Uno studio fatto confrontando i dati degli ultimi anni ha simulato una cessazione delle vocazioni nella diocesi di Padova nel 2033. Noi viviamo questo cambio di condizioni della Chiesa come la necessità di rieditare la Chiesa, non come una sconfitta. E anzi ho la sensazione che adesso siamo nella condizione di, usando una parola un po' di declericalizzare la Chiesa e per ritornare a quelle esperienze di Chiesa in cui tutti i cristiani sono partecipi. È vero che potrebbe essere una giustificazione. Io personalmente vivo questa come una grande opportunità per una Chiesa più capace di parlare del Vangelo oggi.